Quando si accosta al calcio a Nova Feltria, comune dell'entroterra di Rimini con più di 7.000 abitanti, il pensiero va a Poerio Mascella, portiere dalla lunga militanza in Serie B, titolare nell'unico storico campionato della Pistoiese nella massima serie nella stagione 80-81. Oppure a Massimo Melucci, solido difensore centrale classe 78, che ha da poco appeso gli scarpini al chiodo per intraprendere la carriera di allenatore, iniziata come vice di Favaretto al Real Vicenza. Con l'auspicio di trovare i Melucci e Mascella del domani, ma soprattutto con l'obiettivo di far crescere i piccoli calciatori sotto l'aspetto umano, insegnando loro i valori dello sport e della vita, opera la scuola calcio del Nova Feltria. Alla fine dello scorso millennio, dopo gli anni difficili successivi agli storici campionati di promozione, il Nova Feltria Calcio, alla guida del presidente Giorgio Bartolini, ricostruì il proprio settore giovanile, punto di riferimento per lo sport in Alta Valmarecchia. Nell'estate 2007 nacque giuridicamente la nuova società ASD Nuova Feltria, distaccandosi dallo Sporting Nova Valmarecchia, la prima squadra, poi protagonista della fusione con il Secchiano. Attualmente l'organigramma della società è composto dal presidente Ivan Ricci, dal vice Pierluigi Serafini, dai consiglieri Alberto Ricci, Michele Bartolini, Roberto Faeti, Giovanni Gori, Domenico Gentili e dal segretario Saverio Sacchetti. I ragazzi e i bambini attualmente tesserati sono 120, divisi in 5 categorie. I piccoli calci, i pulcini e gli esordienti svolgono le sedute d'allenamento nell'impianto sportivo di Talamello, i giovanissimi e gli allievi in quello di Secchiano, una delle strutture più all'avanguardia di tutta la provincia di Rimini. La gestione delle attività su 2 campi separati comporta un impegno ulteriore per i dirigenti del Nova Feltria, che però, spiegano, sono ripagati dalla soddisfazione nel veder crescere e maturare bambini e ragazzi, vederli socializzare e stringere rapporti e relazioni da Penabilli fino a San Leo, abbracciando anche aree logisticamente più difficili, quali ad esempio Sant'Agata Feltria, Perticara e Villa Grande. Il tutto sotto la supervisione delle amministrazioni comunali di Talamello e Nova Feltria, con le quali c'è un rapporto costruttivo e un progetto futuro di realizzare campi in sintetico, a Secchiano in quello d'allenamento adiacente al rettangolo di gioco, per facilitare l'insegnamento della tecnica ai giovani calciatori. E per migliorare ulteriormente le potenzialità di una scuola calcio che serve un'area territorialmente vasta, il Nova Feltria si è affiliato al Cesena Calcio, un accordo che è stato potenziato proprio quest'anno. In particolar modo i calciatori in erba seguiranno un percorso di formazione tecnica e coordinativo motorio simile a quello che si svolge nelle squadre giovanili del Cavalluccio, un accordo che dà testimonianza dell'impegno della dirigenza per dare continuità e potenziare il progetto intrapreso, con il sogno di lanciare i Melucci e i Mascella di domani, ma soprattutto di migliorare la qualità sociale dei tanti ragazzini e bambini che lontano dalla città faticano a trovare spazi in cui praticare l'attività sportiva.